Nuoteranno in prima corsia Anna Buso, Veneto Banca, Montebelluna. In corsia 2 Verdiana Bianco, Rana Azzurra. In corsia 3 Silvia Moretto, Gabbiano. Corsia 4 già nazionale giovanile, è la campionessa italiana giovanile classe 2000 dei 200, 400 e 800 stile libero, Vittoria Grotto, Veneto Banca, Montebelluna. Corsia 5 Beatrice Sartori, Gabbiano. In corsia 6 Viola Magoga, Idros. In corsia 7 Ludovica Zarpellon, Rarinantes Marostica. In 8 Giulia Chidini, SC Nuoto. Vittoria Grotto questa mattina ci ha stupito tutti andando a stabilire il nuovo primato della manifestazione 206,61, un primato oltretutto prestigioso detenuto da Diletta Carli, 207,32 nuotato dalla Viareggina qui nella vasca di Montebelluna nel 2010. Diletta Carli che ricordiamo in vasca lunga ha battuto i primati di Federica Pellegrini nei 200 stile libero, categoria ragazze e juniore. Sebbene Vittoria Grotto è riuscita a far meglio della Carli nella sessione mattutina di qualificazioni e ha ottenuto il miglior tempo con il primato del meeting. In quarta corsia proprio lei, 3 ori ai campionati italiani giovanili 200, 400 e 800 stile libero, ha indossato i colori della nazionale azzurra al Memorial Morena di Genova, manifestazione internazionale, e recentemente al meeting di Kiev in Ucraina dove ha vinto le sue specialità. 1-0-1-0-9 per la Grotto, 1-0-2-41 Sartori, Moretto 1-0-3 e 0-4. Vittoria Grotto che non dà segni di cedimento, mantiene la frequenza altissima, prova ad avvicinarsi la Sartori, anche lei classe 2000, 2 vasche alla conclusione per Vittoria Grotto, 1.33.14, poi Sartori e Moretto in terza e quarta posizione. Siamo alla vasca finale, tutti ad accompagnare Vittoria Grotto verso un'altra prestazione cronometrica, accelerazione finale per lei che inserisce la battuta di gambe, brillante anche la Sartori nell'ultima vasca. Andiamo a vedere il crono di Vittoria Grotto, 2.04 e 37, vittoria per lei, nuovo primato personale, nuovo primato del meeting. Beatrice Sartori è seconda, Silvia Moretto è terza. Sono i pinguini della Sightland a ballare e i pinguini del Veneto Banca Montebelluna che ci regalano acrobazie fuori dalla vasca, ma l'acrobazia più bella ce l'ha regalata in acqua